Suoni che sembrano uscire da un sintetizzatore per un brano psichedelico stile anni 70. Invece arrivano dalla Siberia e sono parte di una danza di corteggiamento contornata dalle 1000 vibrazioni tra vento e ghiaccio. Emozioni sonore e visive che appartengono alla 30ª edizione della rassegna internazionale di folklore aperta questa mattina alla Loggia dei Cavalieri di Treviso. 30 anni di gruppi da tutto il mondo, esibiti nei costumi tipici e nelle danze rituali, simboli di 1000 culture diverse, accanto ai componenti del gruppo folcloristico trevigiano e al suo continuo impegno nel conservare e tramandare i 1000 gesti della nostra storia. Perché è importante questa manifestazione? È importante perché se te scavi un poco dentro, che c'è altre robe che ne riguardano gli altri, che c'è le nostre tradizioni, che c'è il nostro dialetto. Bisogna che lo portiamo avanti, chi tosati di adesso capisca e che ne venga incontro perché è il nostro fondamento, è il nostro fondamento. Fondamenta che qui vengono tramandate tra generazioni col volontariato, mentre all'estero sono per lo più parte del percorso scolastico. Sono sincero, siamo appena tornati da Romania, ciappa in carta e porta via. A vedere tosatei con strumenti musicali e che baia, insomma, è un spettacolo e ha i più avanti di noi altri. Questa sera la consueta esibizione in Piazza dei Signori per una serie di spettacoli che si terranno in diversi comuni della Marca, per concludersi giovedì sera a Tarzo. L'auspicio è che nella Marca la storia e la cultura rurale trevigiana un giorno venga insegnata a scuola, come avviene da sempre in altri paesi, come ad esempio in Romania. Già da piccoli, alle scuole elementari, insegna un strumento e dopo qui c'è passione, avanti, e drio quello che si inca il baio, il canto e tutto il resto. I bravi, insegnano gli altri.